Mangia sano, scegli i produttori del tuo territorio, dal coltivatore al consumatore senza intermediari. Genuinità, territorialità, convenienza. Coldiretti e Campagna Amica Nuoro Ogliastra ti invitano al mercato di Campagna Amica. Ogni sabato mattina, nell'esclusiva location dell'ex Medi Nuoro in Piazza Mameli, la tua spesa è all'insegna della genuinità. Decine di stand con prodotti locali come frutta e verdura, formaggi, pescherie, pasta fresca e prelibatezze locali per sostenere i produttori del tuo territorio. Coldiretti e Campagna Amica Nuoro Ogliastra ogni sabato mattina dalle 8:30 ti invitano al mercato di Campagna Amica per mangiare genuino, per stare meglio. Ogni volta che entro qui so che ci sei, sempre al mio fianco. Sono pronto a sostenerti in tutti i reparti, corsia dopo corsia. Dagli alimentari al sushi sul momento, passando per macelleria e pescheria. Insieme sposiamo solo la qualità. E se non hai voglia di cucinare, scopri la freschezza del reparto gastronomia. Delizie pronte da gustare, buone come fatte in casa. Vivi la tua spesa con amore all'Eurospar Tortolì. In offerta yogurt mix Müller vari gusti 150 grammi a 79 centesimi. Nutella Ferrero 950 grammi a 5,99 euro. Birra al limone Icnusa 3x33 cl a 2,79 euro. Caffè Lavazza crema e gusto classico in grani 1 kg a 15,99 euro. Eurospar, via Bertolotto 2, Tortolì. Tutti i giorni, orario continuato dalle 8:30 alle 21. C'è un luogo dove si sta davvero bene, dove i profumi sono inebrianti e dove la simpatia e la cordialità sono di casa. Icnos Aristopub, la pizzeria e il ristorante da vivere con tutta la famiglia, gli amici o la persona speciale. Le pizze sono cotte nel forno a legna e vengono proposte in tantissime varianti super gustose. Il ristorante segue la tradizione sarda, dalle ricette antiche a quelle più moderne, e solo con prodotti freschi e selezionati. Icnos Aristopub, in pieno centro, in via Monsignor Virgilio 42 a Tortolì. Per info e prenotazioni 0782 4504 12. Seguici anche su Facebook e Instagram. Amy, cos'ha da dire sul capitolo Amy? Guardi, vado da lei perché è flessibile con gli orari. Vado da lei perché è come se lei venisse a casa mia. Vado da lei perché qualsiasi colpo di testa mi venga, lei è pronta a dirmi stai facendo una cazzata. Insomma, vado da Amy perché Amy. Amy Beauty Hair. Dal riccio al liscio o dal liscio al riccio non è un gioco di parole. Dietro c'è un'alta professionalità. Che sia colore, piega, stiraggio, permanente o ricostruzione, Amy Beauty Hair ti soddisfa senza distruggerti la testa. Amy Beauty Hair, via Macomer 1, dietro Banca Intesa a Tortolì. 0782 62 36 84. Buongiorno a tutti e a tutte da Federica Melis, ben trovate il secondo appuntamento della mattina con Stella di Cechè con il notiziero Le News dall'Ogliastra. Partiamo con la cronaca da Lanusei. Grave atto intimidatorio ai danni della vice sindaca Maria Tegas. Nella notte tra il 19 e 20 luglio ignoti hanno tentato di incendiare la sua Fiat Punto parcheggiata in via Siccardi, posizionando sul parabrezza una bottiglia di plastica contenente benzina. Il rogo fortunatamente non si è sviluppato a causa del mancato funzionamento dell'innesco, evitando quindi conseguenze che avrebbero potuto essere ben più gravi. Questo gesto non fermerà l'operato mio e dell'amministrazione. Sono amareggiata, ma la vicinanza delle persone mi dà coraggio. A dichiararlo è la vice sindaca Maria Tegas all'indomani dell'accaduto ai nostri microfoni. Sull'episodio indaga il commissariato di polizia di Lanusei. La vicenda sarà inoltre al centro del Consiglio Comunale straordinario convocato per oggi alle 18 con un unico punto all'ordine del giorno: l'espressione di solidarietà alla vice sindaca e la condanna del grave atto intimidatorio. L'amministrazione comunale ha definito quanto accaduto un gesto vile e gravissimo, sottolineando come l'attacco non sia rivolto soltanto a Maria Tegas ma all'intera istituzione e alla comunità di Lanusei. Nel messaggio di vicinanza è stato ricordato anche il suo lungo impegno civico, prima come presidente della Proloco e poi come amministratrice comunale.
Numerosi messaggi di solidarietà arrivati dal mondo politico istituzionale. La Presidente della Regione Alessandra Todde ha condannato con fermezza l'attentato, ribadendo che colpire un amministratore significa colpire le istituzioni. Sulla stessa linea il consigliere regionale ogliastrino Salvatore Corrieschi ha espresso la propria vicinanza a Maria Tegas. Tutta la nostra vicinanza per l'atto subito a chi si muove nel buio della propria viltà va la nostra più ferma condanna. Sulla stessa linea il consigliere comunale di opposizione Marco Melis, che ha affermato come la violenza non possa trovare spazio nel confronto politico. Ancora solidarietà dal comune di Lozzorai, che auspica appunto che i responsabili vengano individuati al più presto. Andiamo avanti, ci spostiamo a Barisardo, perché dopo i ripetuti blackout elettrici che negli ultimi giorni hanno interessato il paese, il sindaco Ivan Mameli ha inviato una dura nota alla società che gestisce la rete elettrica, chiedendo interventi immediati e strutturali per porre fine ai continui disservizi. Nel giro di appena 3 giorni si sono verificate numerose interruzioni dell'energia elettrica che hanno creato gravi disagi ai cittadini, alle attività commerciali, artigianali e strutture ricettive, con conseguenti danni economici e d'immagine. Particolarmente preoccupante, sottolinea il primo cittadino, la situazione delle persone anziane, allettate, più fragili, che necessitano di un servizio elettrico continuo per garantire assistenza e sicurezza. Le criticità risultano ancora più pesanti in piena stagione turistica, quando il paese ospita migliaia di visitatori. Secondo il sindaco, i blackout rappresentano un grave danno di immagine per Barisardo, che punta sul turismo e sull'accoglienza. Nella richiesta inviata all'Enel, l'amministrazione chiede una relazione tecnica sulle cause dell'interruzione e l'adozione immediata di misure per garantire la continuità del servizio, un piano di interventi definitivi nei punti della rete che, secondo quanto emerso, sarebbero interessati ripetutamente dagli stessi guasti, pur riconoscendo l'impegno delle squadre tecniche intervenute per ripristinare il servizio. Mameli ribadisce che la continuità della fornitura elettrica è indispensabile per la sicurezza dei cittadini, il lavoro delle imprese e la tutela dell'immagine turistica del territorio. Andiamo avanti ora. Ondate di calore, l'ASL Ogliastra attiva il piano caldo fino al 15 settembre per fronteggiare gli effetti delle alte temperature. Il protocollo resterà operativo quindi fino a metà settembre, con l'obiettivo di proteggere anziani, persone fragili e le categorie maggiormente esposte ai rischi delle ondate di calore. In caso di allerta meteo diramata dalla Protezione Civile regionale, l'azienda sanitaria pubblicherà tempestivamente avvisi sul proprio sito internet e sui canali social con indicazioni sui comportamenti da adottare e numeri da contattare in caso di malessere. Parallelamente sarà attivata una rete di sorveglianza che coinvolgerà medici, familiari, pediatri, ospedale, pronto soccorso, così da monitorare con maggiore attenzione anziani, bambini, donne in gravidanza, malati cronici. Per i cittadini sono inoltre disponibili i numeri dedicati in base alla gravità dei sintomi, il 1500 del Ministero della Salute per informazioni e consigli, il 116 117 per l'assistenza sanitaria non urgente, attivo ore 24 ore su 24, il 112 da utilizzare esclusivamente in caso di emergenze o sintomi riconducibili a un colpo di calore. Ci spostiamo ad Arbatax. Una grande tartaruga marina della specie caretta tornerà domani in mare dopo un lungo percorso di cure e riabilitazione. L'esemplare, un maschio di 77 cm di lunghezza, 47 cm e mezzo, maschio di 77 cm di lunghezza e 47 kg di peso, è stato recuperato nelle acque del porto dopo essere rimasto impigliato nei cavi di un pontone vicino al molo di Ponente, con la pinna anteriore destra stretta in una matassa di cime e filamenti di nylon. L'animale presentava una profonda ferita alla pinna e sul carapace erano presenti anche parassiti. Il recupero è stato possibile grazie all'intervento congiunto della base navale, del corpo forestale e della guardia costiera e degli ormeggiatori del porto di Arbatax. Dopo le prime cure veterinarie, la tartaruga è stata trasferita al centro di recupero del Sinis, dove ha trascorso alcuni mesi di riabilitazione fino al completo recupero delle capacità motorie e dell'alimentazione autonoma. La liberazione è in programma domani, mercoledì 22 luglio alle 9:30 sulla spiaggia di Riva di Ponente.
Chiudiamo ora con un evento, perché prosegue a Tortolì la rassegna teatrale Incontri ravvicinati promossa da Rosso Levante. Questa sera alle 21:30 andrà in scena Quel mattino di marzo, testo del compianto giornalista e autore teatrale Nino Nonnis, originario di Tortolì, con la regia di Maria Assunta Calvisi e la produzione della compagnia L'Effimero Meraviglioso. Lo spettacolo racconta il tragico incidente avvenuto nel 1913 nelle miniere di Bugerru, dove persero la vita 4 giovani cernitrici sul palco. Attraverso le interpretazioni di Michela Cidu, Daniela Musiu, Carla Orru e Annalisa Serri, le protagoniste tornano a raccontare sogni, speranze e sacrifici, restituendo voce a una pagina di storia troppo a lungo dimenticata. Ad accompagnare la rappresentazione una colonna sonora con musiche tra gli altri di Paolo Fresu, Mauro Palmas, Fabrizio Di André, Gavino Murgia, Maria Carta ed Elena Ledda. Appuntamento questa sera alle 21:30 al Teatro Tenda San Francesco di Tortolì, ingresso libero con offerta libera e consapevole. Chiudiamo così il notiziario di oggi, torniamo domani mattina con la rassegna stampa. Grazie per averci seguito e grazie alla regia di Roberta Loi. A domani.